Mister, pensavate di averla portata a casa un 1-1, poi cosa è successo? Abbiamo fatto un peccato di gioventù, è andato a saltare su una palla, su un cambio gioco che non doveva fare, però vabbè, è un ragazzo giovane, dunque è giusto che sbaglino, perché se sbagliano oggi va bene, magari fra 2 settimane sbagliare è un po' più pesante, però Sicuramente. comunque hanno reagito bene, ha fatto un bel secondo tempo, un primo tempo un po' lento, però nel complesso, anche perché noi siamo partiti da poco, siamo partiti molto tardi, avevamo solo 20 giorni sulle gambe, dunque mi interessava vedere anche dal punto di vista della tenuta fisica come stavano, insomma è stato abbastanza positivo. Infatti stavo per dirle io, un po' lenti e macchinosi dietro nel partire, no? Nelle partite sì, all'inizio sì, soprattutto il primo tempo. Stiamo anche provando a cambiare un po' modulo, dunque ci sono dei meccanismi da un po' da mettere a posto, ma nel complesso mi interessava vedere la reazione che c'è stata, mi interessava vedere la condizione fisica e devo dire che comunque non è stata malvagia. Adesso abbiamo il Montello e poi si parte e vediamo cosa succederà, insomma, in questa. Doria già bene lì in mezzo, insomma, ha preso Tenendo presente che è uno di quelli che ha cominciato non 20 giorni fa, ma 15 giorni fa, perché lui è rientrato un po' dopo, comunque ha fatto minuti e mi interessava vedere anche come stava, ma lui è, anche per struttura fisica, insomma, è uno che non ha problemi di trovare passo e condizione. Poi insomma ci sono dei ragazzi nuovi, stiamo guardando e Beh, anche davanti c'è la coppia Garbuio-Vettoretti, insomma si è mossa anche bene. sì, nel complesso sì, sono stati bravi, dopo, ripeto, deve essere un po' più cattivi perché col secondo tempo forse qualcosina in più si poteva anche fare, però va bene, insomma non Coppa che serve per rodare. ma certo, sì, non abbiamo velleità, è bello vincere, ma diciamo che la prendo con filosofia rispetto magari a una partita di campionato. Ecco, certo, se prendevo un gol 97esimo in campionato magari era un po' più fastidioso. Bocca al lupo, mister. Crepi.